16.000 metri coperti di magazzini per la nuovissima sede a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, Veneto orientale, di una delle aziende di forniture alimentari più importanti del nord-est. Si tratta di una struttura tecnologicamente molto avanzata, situata in una posizione che la collega comodamente agli svincoli autostradali verso il centro e sud Italia, ma anche verso il centro Europa. Sono complessivamente 35.000 i metri quadrati dell'area con i magazzini distribuiti a loro volta in 3 zone, dotate di altrettante temperature di conservazione. Dal valore ambiente ai meno 25 gradi, che non a caso, trattandosi di prodotti alimentari, occupa la parte più importante, ben 7.000 metri quadrati. La nuova struttura è espressione non soltanto dei vantaggi che la tecnologia può garantire, ma pure della continua ricerca di miglioramento della qualità del servizio, quindi dell'offerta che l'azienda può assicurare ad un cliente sempre più attento a quello che consuma. Nel settore carni, per esempio, l'attività di lavorazione è costantemente presidiata da un veterinario. 27 milioni di chili di merce smistata nel 2018 per l'azienda del Veneto orientale, campione di rapidità di consegna, con il litorale dell'Alto Adriatico soddisfatto nell'arco della giornata, e 24 ore impiegate per rispondere efficacemente alle esigenze e alle richieste di qualunque altra parte del nostro paese. Filosofia che risponde ad un'etica del lavoro sostenuta già nel lontano 1931 dal fondatore Ernesto, esperto in commercializzazione di prodotti caseari. La più recente azienda, nata nel 2001 in seno alla vecchia casa madre, conta su circa 130 dipendenti, un centinaio di agenti di commercio con una flotta di decine di mezzi pesanti di trasporto, nonché 8 natanti refrigerati per il servizio destinato a Venezia e alle isole. La Regione non può che prendere atto, ma soprattutto cogliere quelli che sono i suggerimenti che arrivano dagli nostri imprenditori, che non chiedono nulla, ma chiedono che le amministrazioni e la politica poi traduca in opportunità per loro quelle che sono poi le idee e le fantasie appunto imprenditoriali. Il fatto che mio padre, che è la seconda generazione, quella che ha creato, diciamo, l'azienda, non fosse magari particolarmente favorevole a questo tipo mio di visione futura e quindi di investimento, diciamo che nonostante tutto sono veramente contento di essere arrivato, e diciamo che questa è messa in cantiere, adesso ci dedichiamo alle nuove sfide. Una esauriente struttura organizzativa che la colloca tra i brand più prestigiosi nella distribuzione di prodotti di qualità, nel segno della migliore e più genuina tradizione gastronomica italiana.